Giorni santi in cui la Chiesa fa memoria del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. In modo particolare la liturgia ci invita con rinnovato stupore a contemplare i gesti e le parole di Gesù nell'ultima cena. L'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, il dono che Cristo, vero agnello pasquale, fa di se stesso, la lavanda dei piedi in cui il Maestro offre ai discepoli l'esempio dell'amore e del servizio, la notte oscura del Monte degli Ulivi, trascorsa tra la veglia di Gesù e il torpore dei discepoli. Con il canto, oltre ai ministri, accogliamo gli oli santi, il crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi, che scandiranno la vita sacramentale della nostra comunità. Iniziamo la Santa Messa con il canto.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Disponiamoci a celebrare questa Eucaristia riconoscendo davanti al Signore che abbiamo bisogno di Lui, del suo amore, dei suoi gesti di amore verso di noi e riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te.
adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco,
la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, È dono di salvezza. agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria
a te, Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. E dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che tutto era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. Voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ha lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni e gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Don Graziano mi ha detto che qui in chiesa ci sono i bambini che faranno la prima comunione. È così? Posso vedere chi sono? È un bel gruppetto. E ci sono anche i genitori? C'è la mamma qui? C'è il papà? C'è qualcuno? Vediamo. Sono sparsi, sono qua e là in chiesa. Allora, io chiederei agli adulti che si aspettavano che io facessi la predica da lì, di darmi
il permesso di fare la predica parlando con i bambini. Me lo date il permesso? Sì. Non sono molto convinti però. Sì. Allora, voi bambini oggi aiutate il prete a fare la predica. La faccio io, ma guardandovi negli occhi e aspettando qualche vostra risposta. Ok? Ma non siete convinti però? Sì? Sì, sì. Vi piace la Chiesa oggi? È bella, vero? È vestita bene, vero? Guarda che bei fiori, guarda che altare. E a un certo momento della messa non c'è stato un bel suono d'organo e i campanelli che squillavano. Perché la Chiesa oggi è così bella e perché noi abbiamo strombazzato con l'organo e con i campanelli? Perché? Perché? Dimmi. Perché poi si tacerà. E perché poi si tacerà? Fino alla risurrezione del Signore. Allora, oggi facciamo festa, domani faremo silenzio e poi riprendiamo la festa. È così? Cosa dite? Abbastanza, abbastanza. Non sei molto convinta, ma un po' è così. Allora, noi abbiamo fatto bella la Chiesa perché vogliamo bene al festeggiato. Chi è il festeggiato? Gesù. Gesù. E perché noi vogliamo bene al festeggiato? Perché Lui ci vuole un bene dell'anima. Pensate, il Vangelo che Giovanni ha letto dice così. Erano gli ultimi giorni di vita di Gesù. Lui era convinto che ormai era arrivata la sua ora di lasciare questo mondo e di far ritorno a Dio, al Padre. E allora Gesù ha pensato, vorrei lasciare un segno per i miei amici. Anzi, non un segno, 2 segni, non uno, 2. E San Paolo ci ha raccontato il primo segno e Giovanni ha raccontato il secondo segno. Il primo segno è quello che interessa a voi bambini. Tra qualche settimana, la vostra prima comunione. Gesù che dice, ecco qua, questo pane è il mio corpo, mangiate. Questo calice di vino è il mio sangue, prendetelo. Cioè Gesù ha detto, io voglio rimanere in mezzo a voi con questo segno del pane e del vino. E quando voi vi ritroverete insieme, voi farete il gesto del pane e del vino. Noi siamo quelli del pane e del vino. Che bello. Sì, io ricordo Gesù, ricordo Lui che ha voluto il gesto del pane e del vino. Per che cosa? Perché noi possiamo nutrirci di Lui, vivere di Lui, avere Lui in noi, la sua parola, il suo esempio, Lui stesso in noi. E alla fine ha detto, fate questo in memoria di me. Poi però c'è un secondo gesto. E qual è? Quello delle scarpe, dei sandali, dei piedi. La lavanda dei piedi. E difatti, dopo questa mia omelia fatta con voi, io farò la parte di Gesù e qualcuno farà la parte degli apostoli e io passerò a lavare i piedi, per carità, è un gesto, è un segno, non uso tanto sapone, tanto detersivo, no,
appena un segno. Ma cosa voleva dire Gesù con questo gesto, secondo voi? Gesù che lava i piedi agli apostoli, cosa voleva dire? Perché? Per purificarci. Hai detto bene, per purificarci. È Lui che purifica il nostro cuore. Questo segno è un segno di purificazione. Tanto è vero che Pietro, il quale non voleva, Gesù gli dice, se tu non accetti, non sarai purificato. Ma sapete cosa succede? Che quella volta, nelle case degli ebrei, perché Gesù era un ebreo, nelle case degli ebrei, a fare il gesto di lavare i piedi che tornavano dalla strada piena di polvere e quindi erano sporchi, era il servo, era lo schiavo che si metteva a lavare i piedi al padrone, a quelli di casa. E allora Gesù, facendo questo gesto, ha voluto dire, io sono il vostro servo. Io do la vita per voi. Io sono qui per voi. Io sono a vostro servizio. Ha fatto la lavanda dei piedi e alla fine cosa ha detto? Anche voi fate lo stesso. Se voi siete miei discepoli, fate questo gesto in memoria di me. E allora noi come discepoli di Gesù abbiamo due gesti da fare. Qui in chiesa il pane e il vino, mangiare di Lui. Fuori, nelle nostre case, lavarci i piedi l'un l'altro. Cioè, essere l'uno a servizio dell'altro. Senti, ti faccio una domanda a te. Tu hai mai sentito questa parola servizievole? No. Allora, cari miei, qui occorre oggi imparare una nuova parola. Servizievole. Il discepolo di Gesù è servizievole. Cosa vuol dire essere servizievole? Vuol dire essere al servizio dell'altro. Oh, ma tu sei un professore di vita cristiana, bravo! E cosa vuol dire essere a servizio della vita dell'altro? Secondo me vuol dire tre cose. Attenti bene, perché prima della vostra prima comunione qualcuno vi chiederà: e tu sei stato servizievole? Perché se non lo sei, come fai a fare la prima comunione? Se non sei servizievole, non funziona. Allora, essere servizievoli vuol dire, prima cosa, accorgersi degli altri. Perché c'è qualcuno che è cieco, che non vede mai gli altri, vede solo se stesso. Non si accorge, per esempio, che la mamma ha bisogno, oppure che il marito ha bisogno, oppure che il nonno ha bisogno. Ma non ci pensa solo a sé, non vede. La prima cosa per essere servizievoli è vedere, aprire gli occhi, guardare, osservare, vedere se l'altro ha bisogno di te. D'accordo? D'accordo? Guardate che dovete essere d'accordo perché dovete farlo prima della vostra prima comunione. Secondo, dovete avvicinarvi a quella persona e dire: posso aiutarti? Posso dare una mano? Posso servire? Ti pare? Tu a tua mamma hai mai detto: posso aiutarti? Tu l'hai detto? Tu no, vero? Sì, sì, anche tu. No, allora siamo già a buon punto. Tu l'hai detto? Ma cosa hai detto? Posso aiutarti? Bellissimo. Se voi bambini della prima comunione a casa vostra già avete l'abitudine di
vedere quando c'è bisogno di voi e di dire: posso aiutarti? Siete pronti per fare la comunione? Siete pronti per fare la comunione? Perché tu fai la comunione con uno che faceva così, vedeva e aiutava. Beh, la terza cosa è più difficile, tanto difficile, è tanto difficile anche per me, ve lo confesso. Allora, vedere il bisogno dell'altro, sì, a forza di dai e dai, lo vedo. Dire: posso aiutarti? Sì. La terza cosa è tanto difficile. Aiutare senza pretendere il grazie. Aiutare senza pretendere che la mamma o il papà o qualcuno ti dica: che bravo, grazie. Ti ho aiutato perché io volevo aiutarti. Vedete, c'è questo rischio di voler fare il bene e poi di lamentarsi perché non ti dicono grazie. È meglio non fare il bene. Gesù dice: essere semplicemente servi, cioè che vogliono fare qualcosa di bene e basta. Poi se arriva il grazie è bene, se non arriva non importa. Io ho finito, sapete? Ho parlato anche agli adulti? O no? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Grazie bambini che mi avete aiutato. Allora, la Chiesa è in festa perché c'è il festeggiato che prima di lasciare questo mondo ha detto: due cose vi lascio. La mia presenza nel pane e nel vino, segno del mio dono di vita per voi. Secondo, vi do un esempio perché tra di voi siate, quella parola famosa, siate servizievoli. Ripetiamo, siate? Non ho sentito gli adulti. È in disuso questa parola, Bisogna tirarla fuori. Sii servizievole. Allora, per esserlo, vedo, mi offro e basta. Adesso voi guarderete Don Martino a fare questo gesto, passa a lavare i piedi di alcune persone che fanno la parte degli apostoli e noi tutti insieme celebriamo questo atto d'amore di Gesù. Dopo aver consumato la cena con i suoi, Gesù depone le vesti della sua gloria, si cinge col panno dell'umanità e si fa schiavo. Lava i piedi sporchi dei discepoli e li rende così capaci di accedere al convito divino al quale egli li invita. Vogliamo ripetere anche noi questo gesto che il Signore ci ha consegnato al fine di imitarlo nell'amore fraterno.
Fratelli e sorelle, giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Apriamo il cuore ad accogliere la sovrabbondante grazia. Preghiamo insieme e diciamo: apri, Signore, il nostro cuore. Apri, Signore, il nostro cuore. Per il popolo cristiano, nel gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, riconosca l'inesauribile ricchezza dell'amore del Padre. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per Papa Francesco, il nostro Vescovo eletto Riccardo, i presbiteri, i diaconi della nostra Chiesa diocesana, vivano il loro ministero come servizio e dedizione senza riserve. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per gli uomini prigionieri dell'avidità e della violenza, riscoprano che il Signore si è offerto al Padre per tutti e intraprendano la via del servizio e della carità. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per i ragazzi che si stanno preparando a ricevere la prima volta la Santa Comunione, anche grazie alla nostra testimonianza, possano scoprire che il pane eucaristico è cibo per i pellegrini e vera fonte di speranza. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, ci sia dato di condividere anche i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. Apri, Signore, il nostro cuore. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria del banchetto eterno, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con fede viva ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in tua memoria. In sua memoria, il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo, di adorazione e di lode, e noi con gli angeli e i santi cantiamo senza fine la tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, in questa notte in cui viene tradito, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Di solito quando preghiamo il Padre nostro, noi ci interessiamo certo alle cose di Dio, ma anche ai nostri bisogni di creature, di figli. Oggi però vogliamo recitare questa preghiera volendo ringraziare il Padre per il dono che è Gesù, per tutti noi, per le nostre vite rinnovate dall'incontro con Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace,
vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Questa sera riponiamo con maggiore solennità l'Eucarestia. Fra alcuni istanti ci metteremo in cammino verso la cripta della cattedrale e lì la nostra assemblea liturgica si scioglierà nel silenzio. Per chi lo desidera sarà possibile fermarsi in adorazione silenziosa presso l'altare della Reposizione. Seguirà poi un tempo di preghiera animato dalla comunità delle suore figlie del Divino Zelo. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore.
Amen.